Il boato ha svegliato di soprassalto i residenti di Contrada Pregrassi nella frazione di Novale a Valdagno. Una potente deflagrazione ha squarciato letteralmente una vecchia abitazione accostata inserita nel borgo al Civico 4, quando nella stretta vallata era ancora buio. Il tetto e parte della muratura al primo piano dell'immobile sono crollati, proiettando massi e calcinacci a decine di metri di distanza. Eravamo in letto, mi sentivo un boato tremare i muri delle due case fin qua. Cosa è successo? Cosa è successo? Io mi guardavo fuori dalle finestre, per di là, anche i miei vicini qua. E dopo io mi attaccavo a vedere là davanti, che a casa là, tutto materiale. Se uno passava da lì, che minuto lì, che secondo lì, io non so, l'esplosione. Quella casa lì, che è ancora da finire, e mi ha telefonato un signore qui, e allora sono venuto su a vedere. All'interno dell'abitazione solo un quarantenne colpito in pieno dalla deflagrazione che sembra essere stata provocata dalla saturazione di gas fuoriuscito da una bombola. Vigili del fuoco e carabinieri stanno accertando la dinamica degli eventi, che non esclude la possibilità di un gesto volontario. I vicini sono subito accorsi per sincerarsi dello stato di salute dell'uomo, che descrivono come soggetto psicologicamente fragile, provato anche da un recente lutto per la perdita dei genitori. Qualcuno l'ha raggiunto e lui era confuso, ha cercato di uscire e l'abbiamo soccorso tutti quanti, insomma, quei vicini che insomma, lo conoscevano, e abbiamo cercato di metterlo lì in sicurezza, tranquillo, aspettando che arrivassero con calma l'ambulanza e i carabinieri per capire la situazione, insomma, ecco, più che altro per lui, eravamo preoccupati per lui. Il quarantenne, ustionato per il 12% del corpo, in prevalenza alle mani e al volto, è stato inizialmente trasportato in codice giallo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. In serata è stato infine trasferito al centro ustionati Borgo Trento di Verona.